Ah, niente colazione col prosecco, ci siamo alzati tardissimo. I've got golden locks and eyes so captivating. I am famous for my beauty. Who am I? I've been told I am a little overconfident, and this will be my downfall. Who am I? I fell in deep. I lost my heartbeat, stuck in between the heaven and hell in me. I fell in deep. I lost my heartbeat. Follow the bloodstream. Ecco, perché adesso ti filma anche a te, che adesso si gira telecamera automatico. Con le ciabatte. Ecco la musica tipica che sta girando, esperienze ruta, ecco perché ruttavo del continuo, non era i prosecchi, Hazza un placido paraiso. By jealousy and cheated by my enemy, from tears and blood to flowers. Who am I? I fell in deep. I lost my heartbeat, stuck in between heaven and hell in me. I fell in deep. I lost my heartbeat. Follow the bloodstream. Sì. Che ovunque, questa è la pianta dei gatti, dove ci sono i gatti. Sì, però aspetta, voglio condividere anche con i miei amici questa cosa. Allora, no, vabbè, mi è venuta spontanea. Avete presente, no, i servizi che fanno i TG dove enfatizzano le cose e via discorrendo? Allora qua abbiamo appena una piccola brezza, però quei tipi di palme, adesso te li zoomo, guarda, cioè sembra che ci sia un tornado in corso. E quindi probabilmente è quelle che vedi nei telegiornali quando fanno i TG del maltempo. Sì, non siete imbriaco? Sì, Dio caro, mi correggo sempre, mi è muito, Dio caro, non è in grado qua. Con l'acqua magica ogni volta, acqua bottiglia è finita. Ma sì, ma che si vergogna, che cazzo fai fare un mojito con 25 millilitri, dai. San Nicola, quindi è magica perché è di San Nicola. Accarezza il gatto, ma povero gatto, ma che è là, cioè, povero, c'è là che lo disaffetti. Se vuoi fare un video al gattino piccolino, No, quelli- è brutto forte, è magro, è brutto. Cioè già questo che è adulto è brutto, figurati quello piccolo. Questo è bello invece, sembra finto. Che tipo, cioè passa uno, sto qua ti guarda, ti fa mao, come per dire accarezzami. Che tipi di guarda che coda, cazzo di coda, 3 metri di coda, guarda, è normale, eh? Ah, informazione gattistica, sì, che mi ha detto Alessia, i gatti con le orecchie tagliate, mettimi qua giù poretto, sono quelli sterilizzati, perché per non risterilizzarli una seconda volta gli fanno il segno. Sì, sì, ho capito, sì. Sono tanto coccolosi, da mangiare non gli manca, perché sia quelli dell'albergo che comunque dei locali eccetera gli danno le crocchette, e poi puoi immaginare fanno stalking pesante ai turisti, quindi gli danno di tutto e di più. Pickpocket di Tenerife. Esatto, però siamo a Cifro Gioia. Sì, lei dice sempre che c'è questo effetto Baywatch, effettivamente sì, no, in video non rende assolutamente, i colori sono quelli, sì. Ah, qui niente Van Life. Quella l'abbiamo trovata l'altra sera. Questa era quella che era I fiori che abbiamo visto oggi sono tipo da citronella, magari è la citronella? Cacchio ne so io, sono mica un botanico. Annusa bambino, senti, annusa. Annusa! No, escono verso le... Allora aspetta, piccola precisazione, è quando io ho detto che a Cipro non c'è un cacchio da vedere, non c'è un cacchio da vedere se non ti piacciono le cose storiche, cioè i rovinazzi, qua come si dice in termini un po' più gentile, le cose archeologiche, sì, eccoli qua, quelli che abbiamo visto che... È il Folk Art Museum dove c'è quel coso di Lupo Alberto. Ah, il mulino da fattoria americana. Là in alto. Ah, un bullying in mezzo ai campi. No, questo non è quello che c'è anche lui, sai.
noi torniamo qua, si mangia proprio bene. Se ti capita di venire a Cipro, Ocean Basket dovrebbe essere una specie di, tra virgolette, catena, è una catena di 2 o 3 ristorantini, un po' come a Tenerife, all'Agua di Sal. Mamma mia, non me ne dimenticherò mai sta roba. Un'altra piccola cosa turistica, anche se tu dici cosa me ne frega, vabbè, è così simpatico da raccontare. Abbiamo notato che qua a Cipro ci sono un disastro di alberi di limoni, però sono quasi sempre verdi, quindi non li vedi. Tipo questo è un albero di limoni, io non me ne ero accorto, è già la seconda volta che c'ero qua, non me ne ero accorto. Per farti l'esempio, sì, per renderti conto di questa tipicità, in albergo c'è sempre l'acqua e limone disponibile in corridoio, ci hanno servito le granatine al limone, cioè proprio il limone è una cosa tipica, è una delle cose tipiche di Cipro, dell'isola di Cipro. A me sembra strano che questo sia la corsia per i non vedenti, però se Alessia dice che è così, sarà così. Anche qui, come in tante altre parti del mondo, i cartelli sono bene o male simili, però cambiano i disegnetti. Basta vedere anche solo in Austria. Qua sono un po' più tipo effetto cartone animato, in Austria invece curano un po' di più i dettagli, nel senso che gli fanno il cappello, il naso, quelle cose lì, all'omino, no la macchina. Per me l'impressione è che settembre sia fuori stagione. Ci sono tanti ristorantini che li vedi che non sono abbandonati, che li troviamo sempre chiusi ogni giorno. Eccoci qua, che romanticismo. Guarda la pulzella lì da sola, che purtroppo mi attende perché è la mia amorosa, però no, vedi, guarda il lato positivo, non devo far fatica di star là a sedurla, inventarmi tutta la storia, manfrimne, piuttosto guarda qua, sto qua col gatto, caresso il gatto e basta, senza tante rotture dei coglioni, Dio caro. Dimmi, come andiamo? Cioè, ci siamo appena conosciuti e già mi porti su in camera? Sì, dai, porco zio. Io turista 7:58 del mattino, qualcuno si è già ciavato una bottiglia e mezzo di prosecco. Sì, non io. Guarda la tonalità, è più tipo sul verde. Ma pensi, in effetti i colori vengono creati dalla luce. Ecco qua i pesci, però quelli color bisato, color squalo sono, vabbè, ma non sono squali, sono piccoli così. Allora, non vedo, non ho voglia di andare sotto. No, questo sembrerebbe forse un corallo che si è staccato, perché qui è tipico il pesce cetriolo, praticamente una cosa che sembra una cacca, invece è un pesce a forma di cacca. Loro dicono di cetriolo per motivi di eleganza, insomma. È vero. Alessia avrebbe anche ragione, anche se i bambini non imparate queste cose. Uno può entrare e andare nelle piscine degli altri hotel, qua è tutto aperto, c'è chi ti conosce. Cioè tu entri, fai il bagno in una, esci e fai il bagno nell'altra. Bella, vista ok, però no, mi era simpatica sta piscina con i percorsi, cioè mi vedevo io che facevo, no? Ok, no, è vero, aspetta, questa ce la teniamo come ricordo turistico, gli inquietanti lettini del manicomio, come dice Alessia. E ci sono anche i noleggi delle moto d'acqua che non ho mai visto in giro, questo perché credo, giusto così per raccontare una mia percezione che ho avuto, che qui a Cipro, come in altri stati del mondo, per carità non è l'unico, ci sia questa tendenza a fare i preziosi, a fare i fighi, quindi a mettere i prezzi come gli altri, come le altre località turistiche. È solo che le altre località turistiche hanno tutto bello, curato, diciamo tra virgolette del lusso, no? Di un certo livello, con i fioretti e tutto, e qua con tutto rispetto no, quindi non puoi mettere gli stessi prezzi. Ovvio la gente dice cazzo, non vado a pagarli non so, 80 euro un piccolo giretto, un moto d'acqua, piuttosto che 7 euro un bicchiere di prosecco di merda, hai capito? E quindi nessuno lo prende. Difatti ieri anche nel ristorante tutti a birra. La birra ti costa 2 euro, una birra media. Sono proprio certe cose, certi servizi, non tutto, perché ci sono prezzi veramente molto economici, altri normali, altri fuori per fuori. Quindi un turista che giustamente arriva da fuori perché è un turista si trova tutto sballato, dice cazzo, questi sono scemi. Che simpatica sta boscaglia di palme. Qui andiamo, lo fanno vedere anche le ciminiere, perché avevo detto cazzo, cioè siamo in culo alla balena perché è un'isola, non c'è niente, nel senso che ci sono tutti campi, terreni incolti, quindi ho detto chissà che area pulita,
E Alessia mi fa, ma che sarà il ciminiere da qualche parte? Sì, è quello là, è vero, esatto, quindi niente, aria pulita. Vabbè, ovvio che è una battuta, ci sono anche da noi le ciminiere, là ce n'è una sola, per più spenta là in fondo. Denotazione turistica, in riva alle spiagge ci sono sti sassi, ma sti sassi tipo da ghiaino. Alcuni hanno dei colori molto molto particolari, altri sembrano proprio sassi da ghiaino proprio, sai, fantasie Filini. Esatto. No, ma tornando al discorso di prima, con tutto rispetto, vari mosconi, va benissimo, ma perché li fai pagare come i nostri che gli è perfetti, i novi de Bain? Seconda colazione. Sì, è vero, sì, mia bella gioia. Ossacol e Inguria, se no come li mandi giù i prosecchi? Bon, basta l'ultimo sosa imbriaco, ho fatto una ricerca sull'internet, quelli di ieri non erano scampi, erano gamberi, però ragazzi io non ho mai mangiato gamberi così buoni in vita mia, cioè il gambero aveva un altro, tutt'altro ricordo. Ascolta a te stesso, tanti lo dicono, nessuno lo fa. Cioè, anche qua ho fatto amicizia con degli inglesi e mi hanno detto che c'è il Camel Park, vengi col cammello, cazzo me ne inculo del cammello, porca troia, sto bene qua. Cioè, perché devo fare quello che in realtà non voglio? Cioè quello che appare bello, che appare figo da raccontare, ma che io non voglio fare. Io voglio star qua, io al massimo andrò, ti ho detto, all'Arnaca dopo e a una spiaggia che è Nisibizia, che è vicino a Aia, non mi ricordo cosa, Aia, mi sono fatta male al piede. Come sono dei tedeschi qui? No, hanno tolto, dov'era il trans di prima? I cartoni col trans adesso l'hanno tolto. Cos'è? Ci sono altri così che sono strani. Ah, guarda che mamma faiga. Hai visto Giacomo che mamma faiga? No, perché non la mettete fuori. Vabbè, ma non si dice. Quindi ora che sai che un video ti comporti in modo censurato, Sì. un po' come tutti i media, no? Quindi non dirai la verità, ma dirai una frase che si accomoda alla maggior parte delle persone. Sì, va bene. Bene, così hai capito come funziona il mondo? È Pensa. una mamma normalissima. Esatto. Schiavisti. Bravo, bravo bambino, bravo. Presto vieni qui, ma su non fare così, ma non li vedi quanti altri bambini che sono tutti come te, che stanno in fila per tre, che sono bravi e che non piangono mai. È il primo giorno però domani ti abituerai e ti sembrerà una cosa normale fare la fila per tre, risponder sempre di sì e comportarti da persona civile. Hey! Mi insegnerò l'amore a recitare le preghiere, ad amar la patria e la bandiera. Noi siamo un popolo di eroi e di grandi inventori, discendiamo dagli antichi romani. E questa stufa che c'è è poca, sta bene per me, perciò smettetela di protestare e non fate rumore quando arriva il direttore, tutti in piedi e